sono Michele del Caffè Desirée di Cicciano, anch'io gonfio la rete del beach soccer. Anch'io gonfio la rete del beach soccer Cicciano. Buonasera, sono Angelo il presidente e anch'io gonfio la rete del Cicciano Beach Soccer Show. Svanita l'attesa, ufficialmente ci siamo pronti, sta per partire Beach Soccer Cicciano Show. Sono qua con l'organizzatore e tutto lo staff. Lino Catapano, buonasera, benvenuto. Buonasera, buonasera a voi e grazie per essere sempre insieme a noi in ogni manifestazione. A noi fa piacere, io sono orgoglioso di questa vostra presenza. Facciamo sempre più cose belle, cose sociali che includono bimbi, la cosa più bella, e finché si divertono loro già abbiamo raggiunto quasi il massimo. Beh, appunto, Beach Soccer, l'apertura della manifestazione dedicata ai più piccoli, come vediamo anche dalle immagini. Perché? Perché questa cosa? Perché partire dai più piccoli? Perché io penso che, a parte che i piccoli penso che siano la felicità, a parte tra loro li vedi sprizzare energia da ogni poro quando giocano, si divertono, ma poi la felicità più bella è proprio per i genitori che li accompagnano, che vedono che i bimbi, i loro figli, i nipoti sono felici, è la cosa più bella. È bello fare del sociale e non vincere, perché alla fine non si vince la Coppa del Mondo. E lo so perché tu ci tieni particolarmente a coinvolgere i bambini nei tuoi progetti di sport e non solo, di sociale come hai detto. Beh, ma adesso ci addentriamo invece in quella che è la struttura del Beach Soccer Cicciano Show. Come si svolge questo evento? Praticamente faremo un campionato senior dei ragazzi grandi che abbiamo fatto 32 squadre. Non siamo potuti andare. Complimenti, Non siamo potuti andare oltre perché ci sono delle altre manifestazioni qui a Cicciano, dobbiamo un po' rispettare tutti, quindi ci siamo presi 17-18 giorni sperando che non piova, ci siamo dovuti limitare alle 32, abbiamo fatto 16 degli under e un gruppo di 6 bambini che hanno incluso anche le scuole calcio, quindi l'intento è sempre quello di far crescere i bimbi. Partiremo stasera con già i senior e sarà già una competizione importante perché ci sono squadre che vengono, anche grazie un pochettino alla mia esperienza calcettista, ci saranno squadre che vengono un pochettino anche da fuori e sono preparate, perché vincere qui a Cicciano, nonostante gli ultimi anni siano stati un pochettino anni difficili per lo sport, io credo che sia sempre una delle piazze più ambite, quindi vincere in piazza davanti a un grande pubblico sia una cosa bella anche per le squadre che vengono da fuori. Assolutamente. Beh, voglio chiederti un'ultima cosa, come possono fare gli amici per seguire il Beach Soccer Cicciano Show? Allora, avremo un canale con voi che gestiremo mano a mano, cerchiamo di capire un po' con fotografie, con qualche video. Siamo alle prime armi, è il primo anno, è la prima esperienza, quindi abbiamo fatto una cosa molto sociale e molto rientra bella un po' eticamente. Anche, sì, rientra un po' anche nella programmazione estiva di un paese, no? Un paese, soprattutto di un paese che ultimamente stentava un pochettino, poi sperando che da ora in poi iniziamo un pochettino a fare cose belle, perché c'è tantissima gente. Infatti è una manifestazione che solitamente finisce e fine al calcio stesso giocato, invece noi abbiamo voluto fare una sfilata di moda con bis bikini. Sì, ci sarà infatti uno show poi il 29 luglio. E c'è una luglio. cantante di ottimo livello come Emiliana Cantone che verrà ad onorarci qui, stesso nella struttura della Sabbia. Quindi anche poi sulle pagine Facebook, allora su streetnews.it, le pagine Facebook. Abbiamo un canale Facebook, abbiamo un canale Instagram, poi mano a mano inizieremo a ramificare un po' la cosa. Non siamo pronti come magari possono pensare la gente, no, stiamo facendo le cose passo passo, infatti sono 3 giorni che io non dormo proprio, non so se si vede. Io vi posso dire che io e i ragazzi daremo il massimo, che poi riesca o meno, poi sarà il pubblico a decidere. Se verrà bene lo rifaremo l'anno prossimo, diversamente non lo rifaremo più, vivremo tutti comunque felici e contenti, ognuno con il proprio lavoro. Lo sport va bene soprattutto per i paesi come quello di Cicciano, perché aiuta davvero, come abbiamo detto, a promuovere il sociale, a coinvolgere tanti bambini come sono qua stasera. Anche a noi fa enormemente piacere partecipare a manifestazioni come queste, allora direi che ci siamo, tutto pronto, e allora via
benvenuta allo spettacolo del Beach Soccer Cicciano Show. Vorrei ringraziare tutti i miei ragazzi che mi hanno dato una mano, veramente una mano forte, anche i genitori loro e anche degli sponsor dei locali commerciali. Sono venuti qui a darci dei consigli, a cercare di aiutarci anche a attaccare magari un piccolo nastro. Non vedono l'ora di giocare, me lo stanno dicendo da oggi alle 5. Io vorrei prendergli la palla e darla per farli giocare. E allora facciamo così, dai, chiudiamo il nostro servizio, lo chiudiamo così. Adesso, signori, guardate che cosa succede. Lino lancia il pallone e si parte subito con i più piccoli. Questo è il Beach Soccer Cicciano Show. Eccoci qua, parte lo spettacolo, il divertimento, si parte dai più piccoli. Ancora grazie Lino Catapano, grazie a tutto lo staff streetnews.it.